Buonasera. Tra ricorsi al TAR, gazebo informativi, incontri più o meno ufficiali tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e la Gas Naturale, a che punto è l'iter per l'approvazione definitiva del progetto del rigassificatore a Zaule promosso proprio dalla multinazionale spagnola, e qual è il ruolo della Slovenia e della Croazia, che non è ancora membro dell'Unione Europea? Ne parleremo con i nostri ospiti, ve li presento. Nerio Nesadek, il sindaco di Muggia, buonasera. Buonasera. Roberto Di Piazza, consigliere comunale a Trieste della lista di Piazza, già sindaco di Muggia e Trieste. Buonasera. Adriano Bevilacqua, responsabile del tavolo tecnico dei rigassificatori promosso dalla UIL Vigili del Fuoco. Buonasera. E l'ingegner Cristiano Zambon. Buonasera. Bene, ora il governo italiano ha deciso di fare un piano strategico nazionale degli impianti energetici, quindi vedremo in effetti qual è il ruolo del progetto di Zaule, quindi quello di gas naturale. Nel frattempo, nei giorni scorsi a Bordo c'è stato un vertice interministeriale italo-sloveno, il punto della situazione, dove praticamente è emerso che almeno i vertici del governo italiano hanno ribadito l'ok al progetto di Zaule, però no all'interessamento della Croazia. Vediamo il punto nel servizio di Claudia Raspolic. Il coordinamento dei ministri tra Italia e Slovenia, che si è tenuto recentemente a Bordo, non ha portato concrete novità sulla questione dei rigassificatori nel Golfo di Trieste, escluso però il fatto che nelle politiche energetiche ed ambientali nell'Alto Adriatico si vuole estendere il dibattito alla Croazia. Credo che se riusciremo, e mi auguro molto in fretta, ad avere questa riunione trilaterale, potremo poi guardare anche diversamente le singole problematiche che sono state oggetto di contenziosi e di discussioni fra i due paesi. Questo tema merita di essere discusso, valutato e possibilmente concordato anche con i paesi vicini, che fra l'altro potrebbero trarre vantaggi evidenti da soluzioni più economiche di quanto non siano quelle prese a livello in una dimensione puramente nazionale. Il governo italiano è deciso a realizzare i progetti. Il rigassificatore di Zaule, ha detto Clini a Bordo, è una questione interna dell'Italia. Il tema dei rigassificatori in Italia è un tema che deve essere affrontato e perseguito. È un tipo di infrastruttura che è assolutamente necessaria alla sicurezza energetica. Non abbiamo una previsione dei tempi entro i quali questa procedura potrà essere conclusa. Per quanto riguarda il gassificatore offshore, la procedura di valutazione di impatto ambientale è ancora aperta, anche tenendo conto delle problematiche relative alla definizione della buffer zone, della zona di sicurezza, che potrebbero avere implicazioni sulle acque territoriali della Slovenia e della Croazia. Ci sono anche degli obblighi ambientali. In particolare la seconda fase del protocollo di Kyoto, nella quale siamo impegnati a partire dal prossimo anno, l'impegno che stiamo prendendo in vista della conferenza sui cambiamenti climatici di Doha di dicembre richiede sicuramente una migliore definizione delle politiche energetiche per ridurre le emissioni di anidride carbonica, e da questo punto di vista il ruolo del gas è molto importante. La comunità locale è contraria ai progetti perché teme pesanti ricadute ambientali. Bisogna partire, ha commentato Clini, da una comprensione reciproca. Non è un'operazione strumentale, ma è proprio l'intenzione è quello di affrontare il tema e di collocarlo nel suo giusto contesto. Ocenjujemo da je ta severni del Jadrana. La Slovenia ritiene che l'Alto Adriatico sia già fortemente interessato da numerose attività. Difficilmente perciò potrebbe ospitare anche dei rigassificatori. Siamo tuttavia d'accordo di allargare i dibattiti alla Croazia.
Per quel che riguarda il rifornimento energetico, la Slovenia vede un'alternativa nel gasdotto South Stream. Il governo precedente del centro-sinistra di Borut Pahor ha più volte dato parere negativo, tanto da minacciare di procedere per vie legali qualora l'Italia avesse realizzato i progetti. Il governo attuale del centrodestra di Janez Janša ha preso in esame la documentazione, ma al riguardo non si è ancora pronunciato. Non è stata fatta alcuna parola neppure al coordinamento ministeriale tra Italia e Slovenia. Sindaco Nesladek, ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui negli studi di Meridiani e lei aveva lanciato una proposta, un progetto, diciamo trasfrontaliero, comunque in acque territoriali, ideato assieme al professor Trinkas, per un unico impianto tra Italia, Slovenia e Croazia. Novità? No, le novità mi sembra di averle sentite da questo servizio, nel senso che nel momento in cui un Terzi, che non è l'ultima persona di questo mondo, mi dice che le soluzioni condivise potrebbero essere migliori, più economiche, vuol dire che questo discorso è passato. Certo, questa è una proposta assolutamente vera, assolutamente reale, alternativa sicuramente a quell'impianto fisso, quel mostro. Poi più volte avete contestato il fatto che il comune di Muggia non è incluso nella conferenza dei servizi, essendo il comune che bene o male ospita, insomma, alle porte del vostro comune, no, dovrebbe sorgere questo impianto. Come mai? Sì, curiosa questa cosa. Questo fatto viola sicuramente tutta una serie di convenzioni anche internazionali e anche di norme europee, ma la cosa più curiosa, io la devo ricordare perché è importante, è che noi siamo andati anche, abbiamo chiesto giustizia dal punto di vista amministrativo, il TAR si sarebbe dovuto pronunciare l'altra settimana, anzi si è pronunciato, ma con il nulla, nel senso che è decaduto l'argomento. Ma perché è decaduto l'argomento? Questo è importante da capire. L'argomento è decaduto perché la regione, che era la nostra controparte, che non ci ha ammesso alla conferenza dei servizi, ha delegato, ha abdicato, anzi mi permette il termine, ha abdicato il suo diritto-dovere a decidere sul rigassificatore, non avendolo incluso nella legge regionale sull'energia. Cosa vuol dire questo? Che la regione avrebbe potuto decidere su questo impianto, assumendosene quindi ogni responsabilità, sia in senso positivo che in senso negativo, se solo avesse inserito, come lo Stato, come le leggi nazionali prevedono, questo argomento all'interno di una legge che ha appena approvato. Ha inserito tutto, gli elettrodotti, altri impianti energetici, il rigassificatore l'ha lasciato fuori. Così andremo a finire che deciderà lo Stato a livello centrale, deciderà Roma, il Ministero. Poi magari torneremo sugli aspetti giuridici, perché sono stati fatti anche altri ricorsi da altre istituzioni locali. Ma Di Piazza, lei qui forse in questo parterre d'eccezione sicuramente quello che di più conosce anche l'incipit di questo progetto. Come è avvenuto? Quando era sindaco di Muggia prima, di Trieste poi? Beh, sono stati 15 anni con cui ho sempre dibattuto sul gas. Da sindaco di Muggia c'era il deposito del GPL, spieghiamo a chi ci ascolta, GPL è quello delle bombolone che gira con i carri ferroviari eccetera. Questo è GNL, che invece è quello, il metano, quello che conosciamo, che abbiamo all'interno delle nostre case. Allora, bocciato il progetto sull'area Seastock, che era ex area dell'Aquila, era una enorme caverna con problematiche enormi. Dobbiamo però fare un chiarimento. La zona da Muggia a Barcola ci sono delle aree estremamente inquinate. L'ex raffineria Aquila inaugurata nel ventennio, poi la zona delle Noghere, che io ho avuto il piacere da piccolo di vedere solo l'acqua, e quando abbiamo realizzato la fabbrica della pasta, non so se si possono fare i nomi, no? Lì abbiamo trovato di tutto e di più. Poi abbiamo l'area della Ferriera e poi abbiamo il terrapieno di Barcola, dove si gettavano sia a Muggia, dove c'è il tiro a volo, sia sul terrapieno di Barcola tutti i rifiuti dell'inceneritore vecchio, non dell'attuale termovalorizzatore. Detto fatto questo, per pulire un'area come quella della ex Shell, dove dovrebbe essere realizzato il rigassificatore, servono 30 milioni di euro.
Allora, solo davanti a un investimento enorme, 4, 500, 600 milioni di euro, si può pensare di pulire questo regalo che ci hanno fatto gli inglesi e gli olandesi della Shell e della Esso, scaricando a mare tutta questa morche di petrolio che rimarrà là probabilmente per altri 100 anni. Io sono favorevole a questa cosa solo per questo motivo. Perché gas naturale ha detto si andava a pulire un'area fortemente inquinata come l'Aquila, come le Noghere, come la Ferriera, come l'ex area Montescel e non ultima il Porto Vecchio di Barcole, perché c'era l'opportunità di pulirlo. Arrivano questi signori, io sono andato naturalmente a vedere l'impianto di Barcellona e mi sono reso conto di cosa stiamo parlando, perché spesso e volentieri vedo delle contrarietà, ma chi parla spesso non sa di cosa parla. A Tokyo ce n'è un altro di rigassificatore. In un paese dove abbiamo deciso a suo tempo, e io sono favorevole, no al nucleare, però quando abbiamo deciso il no al nucleare dobbiamo spiegare alla gente che abbiamo messo un paletto chiaro per l'industria con basso valore aggiunto. Cioè l'energia elettrica in Italia costa talmente tanto che abbiamo visto in questi mesi l'Alcoa piuttosto che altre realtà, non possiamo mantenerla. Allora, avremmo degli vantaggi economici da tutto questo? Ma certo, io avevo trattato, ma se vuole glielo spiego subito, sì. Avevamo trattato 4 bilioni di euro all'anno per 20 anni, 1 miliardo e 200 milioni di tonnellate sulle 7 miliardi di cubi, chiedo scusa, non di tonnellate, di cubi, che andava all'Acegas nei confronti dei cittadini. Poi c'era il grande investimento, perché si parla di 4, 500, 600 milioni di euro, che sicuramente portavano a qualcosa di importante. Ripeto, dobbiamo pensare che a livello nazionale non possiamo continuare a dire che tutto sarà infinito, perché dobbiamo pensare a un piano strategico per il nostro Paese. Ripeto, il no nucleare, che mi va anche bene, sono d'accordo, perché ormai la Francia ne ha 44 di centrali nucleari e non hanno i soldi per spegnerle, perché poi non è solo il fatto di costruirle, ma il problema è anche spegnerle. È una grande opportunità per la nostra città. Concordo che bisogna discutere con la Slovenia e con la Croazia, perché ormai parliamo di macro aree e non più di confini politici. Su questo sono d'accordo, discutiamo che ci sia la massima sicurezza, che ci siano i tecnici che ci dicono tutto quello che può succedere in positivo e negativo, però non lasciamo sfuggire a un altro treno. È inutile che il sindaco di Trieste la scorsa settimana vada a dormire con gli operai nelle tende che stanno chiudendo tutte le fabbriche, perché forse c'è l'opportunità di fare qualcosa per Trieste, che è un investimento tale, credo che non si parla in nessuna parte dell'Alto Adriatico, probabilmente. Una delle polemiche è quella: Trieste non ha progettualità, ma allora è una città economica, una città industriale, una città turistica. Il fatto di costruire un impianto di questo tipo potrebbe bene o male indirizzare il futuro di Trieste, in un senso? Mi scusi un attimo, Barcellona siamo d'accordo tutti, perché molti conoscono la città, è sicuramente una città turistica. All'interno di questa città turistica bellissima e straordinaria come Barcellona c'è da 40 anni, credo, un rigassificatore. Beh, le dimensioni magari di Trieste? Ma non cambia nulla. Guardate, noi abbiamo scaricato 1,5 miliardi di tonnellate, 1 miliardo e 500 milioni di tonnellate di petrolio, non sono poche a Trieste. Abbiamo scaricato centinaia e migliaia di petroliere, 4 al giorno a Trieste. C'è un terminal petrolifero che ha sempre funzionato, che non ci ha creato problemi. Non credo che dobbiamo parlare dell'attentato di Settembre Nero del lontano 76. E allora sto dicendo, sono opportunità per una città. Noi siamo uno dei primi portopetroli d'Europa, per non dire il primo, con 37 milioni di tonnellate. Dobbiamo andare avanti così. Cioè, intendo dire agli amici sloveni, Krško è una realtà e noi ce la teniamo, cerchiamo che sia assistita al massimo, però è una centrale nucleare. Sto dicendo, tutti abbiamo in mente Chernobyl. Allora, se salta Chernobyl è un problema, o Krško. Se salta una gasiera, che poi, ripeto, è una cosa abbastanza remota, c'è una differenza sostanziale se dobbiamo mettere sulla bilancia dei problemi. Abbiamo in collegamento telefonico l'assessore comunale all'ambiente del Comune di Trieste, Umberto Laureni. Il Comune di Trieste, tra l'altro, è membro, assieme alla provincia di Trieste, della conferenza dei servizi. Assessore, mi sente? Sì, buongiorno. Anzi, buonasera, buonasera assessore. Mi scusi, sì, sono un po'
Beh, troppi impegni.